Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Nana Splash del vostro Marietto veneziano. Il titolo è Dove sta l'errore? Dove sta la discrepanza? Dove le persone non riescono ancora a mettere a fuoco il periodo storico in cui noi viviamo e anche per quelle persone che contattano il legale Marietto veneziano. Vi faccio un esempio, ma dove sta l'errore? L'esempio è, l'altro giorno, qualche tempo fa, mettiamola giù così, dopo che io ho scritto e ho visto e ho messo, insomma, ne ho fatti tutti colori per spiegare alle persone di non contattarmi in PVT per mendicare, mi scrive una persona che insomma è messa male per via di un matrimonio, il marito giustamente gli sta rubando, giustamente, poi bisogna vedere, giustamente, e lo ripeto, bisogna vedere, la sta ingarbugliando e vuole il mio aiuto, mi scrive le date, e tutto, e io gli scrivo giustamente che ci vuole un consulto per valutare questa situazione. E questa persona, dal suo punto di vista, non vuole investire un euro per fare un consulto che poi costa 20 euro, non è un capitale, no? Cioè, praticamente chiedeva a me una soluzione per un matrimonio che era agli sgoccioli in cui stavano praticamente combattendo con gli avvocati, voleva un aiuto da me gratis, che neanche so chi è, non l'ho mai sentita in vita mia, non ha mai fatto un consulto. E poi abbiamo dei committenti che ci contattano e visto quello che facciamo e conoscendoci meglio, fissano e pagano già per altri 3, 4, 5, anche 10 consulti. E non ne abbiamo mai conosciuti di persona, però hanno visto le nostre pillole, magari hanno sentito parlare bene di noi, del legale maledetto veneziano chiaramente. Allora, ma dove sta l'errore? Che ci sono persone che neanche conosco, mi scrivono un papiro di 3 pagine per spiegare tutti i loro errori della vita, insomma hanno sbagliato tutto. Contatto il marietto, io leggo, perdo 5 minuti a leggere tutte le catastrofi immaginabili della loro vita, ci manca solo il terremoto e l'Ebola, no? Ma tutto erano riusciti a sbagliare. Gli dico, guardi che per prendere in esame un lavoro del genere ci vuole come minimo un consulto. E questa persona mi chiede ancora un aiuto gratis. Cioè, signori, ma diciamo, non è che il Marietto dice che bisogna essere caduti a piccoli inseggiori, ma questa New Age proprio non ha fatto capire. Signori, quando si entra in guerra, le vacche sono uscite ormai scappate da sta. Ma quante volte ve l'ha detto il Marietto? Ma quante volte ve l'ha detto il Marietto che il lavoro diventa 10 volte più difficile? Signori, per vincere una causa legale bisogna mettere 8K, 9K solo di riti operativi sperando Dio che là su nel cielo qualcuno guardi giù. Quindi, quando pensate di scrivere in PVT mendicando, lasciate stare, andate nei gruppi New Age dove mandano angeli colorati, insomma, mandano di tutto colorate, arcangeli, canalizzazioni, le madonne che piangono sangue, le madonne che piangono ribes, insomma, tutte quelle cose qui, ma non venite dal legame maledetto, perché dall'altra parte, per fortuna, ci sono persone che capiscono bene la situazione e capiscono che dal nulla non viene nulla. Quindi, cari miei, il legale maledetto veneziano hanno creato un sito dove danno tantissimo materiale gratis. Ma per l'amor del Signore, non scrivetemi 3-4 pagine di problemi senza pensare che per risolvere i vostri problemi che avete creato in 40-50 anni di cioccolato, cioè c'è gente che non ne ha azzeccato una, ma che è una, da quando è nata, perché ha un karma impegnativo. E non è che potete pensare di chiamarmi in PVT e pensando che io tiro fuori dal cilindro la soluzione magica. Cioè non è che mi dovete scrivervi ti sarò grato in eternità, ma signore, ma stiamo scherzando? Il vostro tempo ha del valore, ma lo ha anche il valore di legare monetarizzare. Tant'è che ve l'ho spiegato, c'è gente che paga già 10 consulti in anticipo per non far rubare il tempo da altri. Quindi, cari miei,
io vi do questo consiglio: se avete del tempo, piuttosto che andare nei gruppi New Age, scaricatevi questo circuito, bruciare i campi di attrazione negativa, così magari accendiamo la lampadina e cerchiamo di andare nella direzione giusta. Mi raccomando, ascoltate sempre le pillole del Degano da Emanuele Veneziano, venite nei nostri gruppi, ascoltate o contattateci per le sibille gratuite online, ma se volete un consulto dovete mettere la mano nel borsellino. E quando avete dei processi ingarbugliati, che vostro marito vi ha rubato tutto, insomma, di quelle cose da fantascienza, dovete pensare che per iniziare una cosa del genere dovete mettere 8-9k lì, pam, perché se no, signori, da nulla non viene nulla. E il Dio, quello degli ebrei, si è fatto un mazzo per 6 giorni e un giorno ha riposato. Anche lui si è fatto il mazzo. Quindi volete che il manetto veneziano e il vegano si fanno il mazzo? Ma il mazzo non è gratis, bisogna pagare. Dal nulla non viene nulla. Voi pensate che gli atleti che scendono alle Olimpiadi corrono i 100 metri in 9-10 secondi non si siano fatti il mazzo? È chiaro che si sono allenati. Capite cosa voglio dirvi? Non è che vanno alle Olimpiadi a pregare l'angelo colorato che gli dia una spinta o la canalizzazione. Capite? Bisogna avere e appoggiarsi a persone serie e professionali. Bene, cari amici, grazie e alla prossima.